Va ora in onda Regioniamoci Sopra. Conduce Giuliano Zulin. Buongiorno amici e bentornati a Regioniamoci Sopra qui su Radio Libertà con Giuliano Zulin. Come sempre il nostro tema, diciamo, che di cui ci occupiamo da anni ormai, è quello dell'autonomia. E oggi parliamo di una cosa che fa un po', tra virgolette, sorridere, per non dire altro, nel senso che in questi giorni c'è stato un grande dibattito dopo che è stato presentato un disegno di legge costituzionale per creare Roma capitale, no? Nel senso che Roma dovrebbe avere una propria autonomia legislativa ma anche finanziaria, perché chiaramente, come le altre capitali europee, meriterebbe, secondo il disegno di legge, che più o meno si è capito potrebbe essere anche bipartisan, dovrebbe avere pieni poteri, chiamiamolo così. Ne abbiamo già parlato tipo un paio di settimane fa qui a Ragionarci Sopra, con un ragionamento preciso, ovvero benissimo che Roma possa avere uno status particolare, però nello stesso tempo ci sono altre città che hanno bisogno di specificità, così come potrebbe avere Roma. E mi riferisco a Venezia, di cui ne abbiamo parlato. Venezia, che è stata anche lanciata come, diciamo, idea di città-stato da parte del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il quale appunto ha detto benissimo Roma capitale, però anche Venezia, per il suo status appunto particolare, visto che è una città che è appoggiata sui pali, che ha bisogno di una certa manutenzione. C'è anche la fondazione per Venezia capitale mondiale della sostenibilità, che sta presieduta da Renato Brunetta, che sta avendo sponsor, aiuti per appunto dare una mano a Venezia. Ma diciamo che non c'è solo quella. Noi proprio Ragioniamoci Sopra qui appunto un paio di settimane fa abbiamo parlato anche di Milano, che ha uno status dovrebbe godere di uno status particolare. Se poi andiamo avanti, alla fine tante città hanno bisogno, no? Cioè, che ne so, possiamo dire Palermo per certi versi, possiamo dire alcune città tipo Napoli, possiamo dire anche, che ne so, Cagliari, Firenze, cioè, allora alla fine tutti hanno bisogno di una città-stato, no? O comunque, volendo, se si apre questo portone, bisognerebbe capire bene cosa fare, non solo Roma, magari non solo Venezia, non solo Milano, ma vedere anche altri sistemi, diciamo, di gestione della cosa pubblica locale che potrebbero o meriterebbero di avere uno status particolare. Status particolare che dovrebbe arrivare in teoria, secondo quanto annunciato dal governo in questi giorni, anche per 2 regioni, ovvero le Marche e l'Umbria, che in teoria, secondo quanto è stato comunicato, dovrebbero rientrare nella cosiddetta ZES, cioè la zona economica speciale, che era nata ancora 10 anni fa più o meno, perché l'Unione Europea lo permette, di creare queste zone speciali che hanno una, come dire, condizioni privilegiate dal punto di vista fiscale per attirare investimenti, ma magari anche hanno avuto per un periodo anche condizioni privilegiate dal punto di vista degli sgravi sulle assunzioni. È successo, per dire, al sud negli ultimi 2 o 3 anni. Poi è successo anche che prima c'era una gestione, come dire, chiamiamola autonoma, no? Cioè ogni regione che rientrava in questa zona economica speciale, una riforma, un modus, diciamo, di cercare di risollevare l'economia e non solo di certi territori più svantaggiati a livello economico rispetto ad altri, era quello appunto di garantire anche una certa autonomia ai governatori delle regioni per decidere dove si poteva investire oppure no. Poi questa autonomia più o meno è sparita perché c'è stata una centralizzazione a Roma e quindi da 6-7 regioni, diciamo, che rientravano in questa zona economica speciale, si è arrivati a un'unica zona economica speciale, che era quella praticamente del sud. Diciamo un po' le regioni, cioè si va dall'Abruzzo al Molise fino a scendere, diciamo, fino alla fine, diciamo, dell'Italia geografica. E questo
diciamo che ha portato dei benefici, ma dei benefici fino a un certo punto, perché poi chiaramente sono benefici costosi, in quanto appunto questi sgravi fiscali o contributivi che sono stati decisi negli anni scorsi chiaramente hanno un costo. Cioè, se io do uno sgravio a uno, vuol dire che io Stato mi privo di alcuni soldi per darli a qualcuno, no? E adesso c'è questa cosa che si arriva a introdurre, a inserire Umbria e Marche all'interno della zona economica speciale. Di fatto però, se vogliamo vederla diversamente, praticamente resta fuori dalla zona economica speciale tutto il nord, più la Toscana e più il Lazio praticamente. Il Lazio, che in teoria dovrebbe godere di questa riforma costituzionale di avere una Roma capitale, Roma città-stato, chiamiamola così, poi forse potrebbe esserci la volta di Venezia città-stato, dicevamo noi come proposta, a quel punto anche Milano magari alzerà la mano. Adesso è un periodo strano per Milano nel cui, durante il quale diciamo, si pensa più alle inchieste che ad altro, e potrebbe però alzare la mano e dire anch'io voglio una specificità di intervento, visto che le famose città metropolitane che hanno sostituito le province nei grandi capoluoghi di regione, soprattutto sì, magari hanno funzionato, ma magari no. Cioè, non è che abbiamo visto, diciamo, dei miglioramenti dei nostri servizi, dei servizi che ci vengono offerti dalla pubblica amministrazione con la nascita delle città metropolitane, dopo l'abolizione delle province, che poi però sono ritornate. Insomma, un grande pasticcio che alla fine ci fa dire, secondo me, una cosa, no? Cioè, benissimo parlare di cambiamenti. Noi siamo qui a Ragioniamoci Sopra per i cambiamenti, le riforme, siamo i primi fan, però nello stesso tempo mi viene da dire una roba, cioè noi abbiamo qui una Costituzione modificata nel 2001 dal Parlamento, confermata poi dal voto degli italiani, perché al referendum dell'ottobre 2001 più di 11 milioni di italiani andarono a dire sì, a me va bene quella riforma, una riforma dove si parla di regionalismo differenziato, che poi possiamo tradurre in autonomia differenziata, che possiamo tradurre in una riforma che il governo attraverso il ministro Calderoli sta portando avanti e contro la quale c'è stato un accanimento incredibile, che è arrivato a ricorsi presso la Consulta, che poi è arrivato a una raccolta firme da parte delle opposizioni per indire un referendum che poi non si è fatto perché, diciamo, già la Consulta era intervenuta e dico io, noi abbiamo qui una riforma che va fatta, dove addirittura dove devono inserire livelli essenziali di prestazione, i famosi LEP, che dovrebbero garantire un minimo di servizi in tutto il territorio nazionale. Poi certo ogni territorio può avere dei servizi migliori o peggiori in base anche alla capacità di gestione, ma qui l'abbiamo sempre detto, alla responsabilizzazione degli amministratori e chiaramente alla possibilità, anche l'ingegnosità da parte di un amministratore locale, di una regione, di attirare entrate ma anche risorse, investimenti e quant'altro per migliorare chiaramente il modo di vivere dei cittadini di quel determinato territorio, sia sotto forma di possibilità di lavoro o di crescita professionale, sia sotto forma ovviamente di servizi migliori, ovviamente, anche perché le tasse si pagano, i contributi si pagano, per cui alla fine la gente ha anche diritto ad avere un qualcosa in più rispetto a lamentele da parte degli stessi amministratori pubblici che ci dicono sempre ma c'è il debito, ma c'è il debito. Sì, però noi famiglie, consumatori, non abbiamo fatto il debito che ha fatto lo Stato e ci arrangiamo, quindi avremo anche diritto a qualcosa di meglio. Quel diritto sarebbe rappresentato, secondo me, proprio dall'autonomia differenziata. L'autonomia differenziata che stabilisce un quadro, una base dalla quale partire, dei finanziamenti che hanno diritto, dei quali avrebbero diritto alcuni territori per adeguarsi chiaramente all'inizio ad altri territori, dopodiché ognuno, non dico che fa quello che vuole, perché ci mancherebbe altro, siamo in un contesto italiano, costituzionale e poi all'interno di un contesto europeo, però io dico no,
la Polonia insegna che grazie ai fondi per esempio di coesione in 20 anni è diventata una superpotenza, è diventata una superpotenza che attira capitali, è diventata una superpotenza che ha fatto aumentare il reddito dei polacchi, è diventata una superpotenza perché ha una performance del PIL che è paragonabile a quella, diciamo, anche di produttività, che è paragonabile magari a quello del Giappone per certi versi, per cui quando c'è la capacità di spendere bene i soldi, i risultati arrivano. Quando non c'è la capacità di spendere bene i soldi, ma soprattutto, e ritorno sempre a un discorso che facciamo qui a Ragioniamoci Sopra, quando c'è della confusione su chi deve fare cosa. Cioè adesso, ripeto, parliamo di città-stato, uno dice facciamo Roma, poi un altro dice ok facciamo Venezia, poi verrà fuori un altro e dice vabbè ma Milano, ok. Poi diciamo beh ma inseriamo anche l'Umbria e le Marche all'interno della zona economica speciale, che di fatto vuol dire che il sud, che diventa un sud enorme, che di fatto l'Italia diventa tre quarti d'Italia a livello geografico, diventa una specie di immenso sud. Però cioè, non mi sembra che sia una, come dire, delle modifiche, dei cambiamenti che possano risolvere una volta per tutte il tema di eliminare gli sprechi e quindi avere più risorse per intervenire su una miglioria appunto dei servizi da offrire ai cittadini. Servizi che si offrono ai cittadini, che poi vedremo nella nostra seconda parte, non sono all'altezza, perché se andremo a vedere poi, se avete la pazienza di sentire, a parità di soldi arriviamo a avere però inefficienze o efficienze diverse, il che sta a significare che non è che l'autonomia affama qualcuno, anche perché non c'è, ma proprio la deresponsabilizzazione che sta affamando, tra virgolette, ovviamente cito qui i nomi che dico, i verbi che usano le opposizioni, che sta affamando certi territori. Ed è proprio come dire, tutto questo casino, no? Possiamo dirlo in maniera dritta, di architetture istituzionali. Da una parte c'è la ZES allargata, poi uno c'ha le città-stato, poi ci sono le regioni a statuto speciale, poi ci sono quelle regioni a statuto ordinario, cioè alla fine si crea già una disparità, la disparità c'è già proprio perché c'è un casino a livello istituzionale, nel senso che non c'è una chiarezza e una determinazione bene dei ruoli ben precisi che solo l'autonomia può portare. Adesso ci fermiamo un secondo, poi torniamo e vi spiego come si spendono i soldi pubblici. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Rieccoci amici qui a Ragioniamoci Sopra, Giuliano Zurin con voi, Radio Libertà. Dicevamo appunto che c'è un casino a livello istituzionale, nessuno sa bene chi spende cosa e alla fine poi però il risultato qual è? Che la sanità è quella che è, che in certi territori la sanità non va bene e per cui i cittadini di quei territori cosa fanno? Vanno in altre regioni per provare a curarsi, creando chiaramente intasamenti, code, e alla fine il risultato finale è che il servizio non convince nessuno dei cittadini da nord a sud. C'era un bellissimo articolo che è apparso sabato sul Sole 24 Ore a firma di Gianni Trovati, che è andato a leggersi praticamente una delibera della Corte dei Conti, la quale Corte dei Conti ha messo insieme praticamente due voci. Uno, quella dei LEA, no? Cioè i famosi livelli essenziali di assistenza, che sono le pagelle di fatto che il Ministero della Sanità dà alla gestione sanitaria assistenziale da parte delle regioni, visto che la sanità al 99% è gestita già dalle regioni, anche quelli che dicono no all'autonomia, perché se no la sanità sarebbe serie A e serie B, è già adesso così, quindi diciamo che su quello
come dire, fanno ridere. Ecco, ha messo insieme appunto da una parte la spesa che viene data, cioè i soldi che vengono dati a quei determinati territori, e dall'altra parte appunto i livelli di efficienza. E il titolo era Sanità da Bolzano alla Sicilia, costi alti e servizi inefficienti. Viene fuori che secondo la Corte dei Conti Alto Adige è al top nella spesa per gli ospedali, però è quartultimo in Italia nell'assistenza. Invece nella medicina territoriale le spese pro capite sono analoghe in Veneto e Campania, solo che il voto LEA del Veneto è 96 e il voto LEA della Campania è 44. Quindi abbiamo gli stessi soldi affidati a un territorio, ma efficienze completamente diverse. E qui allora però dico, non è che sia colpa dell'autonomia, che non c'è, e lo diciamo sempre, è colpa di qualcuno che forse non è in grado di gestire. Però allora il problema non è, ripeto, la riforma dell'autonomia, il problema è il politico di turno che non è in grado magari di gestire un determinato servizio. Altra voce, la Calabria per esempio dedica alla prevenzione le stesse risorse del Trentino, però ottiene 41 punti come LEA, cioè come pagella, diciamo da parte del Ministero, contro i 97 del Trentino, cioè stesse risorse dedicate per la prevenzione alla Calabria come il Trentino. Poi però abbiamo delle disparità praticamente incredibili, no? Per esempio, no, se andiamo a vedere per esempio per quanto riguarda appunto l'area prevenzione, no? Ci sono il Molise è la regione che riceve, che nel Molise ci sono il maggior, come dire, stanziamento di soldi, di euro pro capite, 161. Però se andiamo a vedere poi la pagella, cioè di quanto, come dire, la performance del Molise, vediamo che è fra gli ultimi posti, cioè 58, cioè veramente bassa, paragonabile a una regione, vediamo se troviamo un 58, un 54, come l'Abruzzo, no, per dire che è una regione vicina, solo che Molise riceve 161 euro pro capite, l'Abruzzo 100. Quindi uno dice, ma scusate, abbiamo più o meno le stesse punteggi di performance per quanto riguarda appunto l'area prevenzione, solo che l'Abruzzo deve fare con 100 euro pro capite, il Molise con 161 euro pro capite. Quindi qua il tema è l'autonomia, o il tema è che qualcuno è in grado o no di gestire la cosa pubblica. Dicevamo l'Abruzzo ne prende 100, il Veneto ne prende 104, quindi più o meno come l'Abruzzo, solo che ha una performance di 94. Per la prevenzione la Campania prende 119 euro pro capite, ma ha un punteggio di 61, cioè praticamente 30 punti in meno, forse anche più, rispetto a il Veneto, o più o meno per dirvi, dico il punteggio della Lombardia, 95 contro i 61 della Campania, considerando che la Lombardia prende 106 euro pro capite e la Campania 119. Se andiamo avanti e andiamo a vedere, diciamo, l'area ospedaliera, che è quella magari di quelle che vanno per la maggiore, come dire, a livello di polemiche, vediamo che la provincia di Bolzano, diciamo, ha soldi da investire pari a 1.562 euro pro capite, punteggio 62. Uno dice, beh, è tanto 62? Beh, no, perché il punteggio più alto, ve lo dico subito, è quello della provincia di Trento, cioè quindi appiccicata. Tra l'altro Trento, mentre Bolzano riceve 1.500, ha a disposizione 1.562 euro per cittadino, Trento ne ha più o meno 200 euro in meno, 1.342, solo che il punteggio di Trento è 97 come performance e il punteggio di Bolzano è 62, quindi anche qua, cioè, non è un problema, e tra l'altro sono tutte e due province autonome, no? Con uno statuto speciale di quelli, come dire, quei fiocchi. Quindi anche qua il problema non è l'autonomia, ma è la capacità di gestione di spesa e di servizi offerti. Per dire, adesso faccio un esempio, magari che potrebbe essere anche a proposito di autonomia, no? No, per non dire solo che il nord è meglio, per carità. Valle d'Aosta c'ha 1.300, parlare ospedaliera intendo, 1.349 euro pro capite a disposizione, punteggio 53, cioè veramente
penso che sia il più basso in assoluto, cioè quindi l'area ospedaliera della Val d'Aosta, per carità c'è anche una conformazione morfologica, la Val d'Aosta non è tutta pianeggiata, cioè tutto quello che vogliamo, però praticamente risulta la peggiore come performance nell'area ospedaliera, con 1.349 euro pro capite a disposizione. La Sicilia, sempre regione a statuto speciale, anche se non ha, diciamo, i privilegi, diciamo, della Val d'Aosta, ha un punteggio ben più alto, 80. Val d'Aosta 53, Sicilia 80. Però la Val d'Aosta ha 1.349 euro per cittadino a disposizione per l'area ospedaliera, la Sicilia 895. Voi capite bene che in questo caso la Sicilia è molto 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 più efficiente della Val d'Aosta per quanto riguarda l'area ospedaliera della sanità. Poi se vogliamo andare avanti per dire, cioè, per andare alla voce paradossi, faccio un esempio banale, appunto, Lombardia 994 euro per cittadino per l'area ospedaliera, 86 il punteggio dell'efficienza. Calabria 936, quindi più o meno la stessa Lombardia, 69 il punteggio dell'efficienza. Poi capite bene che qua quindi non siamo, cioè questi numeri qua della Corte dei Conti cosa ci dicono, no? Ci dicono che praticamente c'è un problema di gestione, no? Non è un problema di autonomia, non autonomia, cioè qua c'è un problema di gestione. Perché poi appunto se andiamo a leggere anche quello che scrive Gianni Trovati sul Sole, che ha analizzato proprio tutti i numeri che diciamo della Corte dei Conti, quindi cioè non stiamo qua a dire che sono numeri inventati. Dice per esempio Trovati dice, no, l'esame dei LEA, cioè i livelli essenziali di assistenza, radiografia, radiografa a tutto campo, la sanità, sintetizzando i risultati in 3 pagelle dedicate all'area distrettuale, cioè le liste d'attesa di anziani trattati nell'RSA, agli ospedali. In ciascuna delle 3 aree il punteggio va appunto da 0 a 100 e chiede di arrivare a 60 per indicare almeno la sufficienza, cioè l'intensità di servizio considerata indispensabile per garantire il diritto all'assistenza sanitaria, che, ricordiamolo, è tutelato dall'articolo 32 della Costituzione. Ma scrive benissimo Trovati, dice: a garantirlo non bastano i soldi, evidenzia la Corte dei Conti, mostrando quanto spesso impegno finanziario e risultati siano scorrelati. Cioè, questo, ragazzi, è poco da dire, no? Cioè, qua non siamo più in presenza di questi numeri che sono stati pubblicati, pagina 7 del Sole 24 Ore di sabato, indicano delle cose incredibili, cioè indicano che quelli che vi raccontano che l'autonomia creerebbe cittadini di serie A e serie B dicono delle bugie per il semplice fatto che i cittadini di serie A e serie B non li crea l'autonomia, ma li crea la capacità gestionale dei politici di turno. Appunto i numeri che, per esempio, quanto spende il Veneto ma ottiene 22 punti nell'analisi, cioè la diversa dimensione demografica naturalmente incide sul dato della spesa pro capite, ma questo fattore non può certo essere invocato per spiegare ad esempio i numeri mostrati dalla Campania, che spende quanto il Veneto ma ottiene 22 punti in meno, cioè 72, nell'analisi della qualità dei servizi, o dalla provincia di Bolzano, regina della spesa, l'abbiamo detto prima, 1.562 euro cittadino, destinato a ospedali che offrono però i servizi tra i peggiori d'Italia. 62 punti, gli stessi del Molise, meglio solo di Sardegna e Valle d'Aosta, ma abbiamo detto prima la Valle d'Aosta, diciamo che non è che può vantarsi tanto se vogliamo anche confrontarla con la Sicilia. Nell'eccellenza, che si può circoscrivere sopra quota 90 punti, oltre all'Emilia Romagna si incontrano anche le Marche, che tuttavia dedicano all'area ospedaliera solo 972 euro pro capite. Gli stessi della Sardegna, penultima in classifica con 60 punti, cioè il minimo per la sufficienza. Insomma, poi se vogliamo andare avanti su un'ultima voce, praticamente non so, sulla prevenzione, tipo coperture vaccinali bambini, screening degli adulti, controlli contro la contaminazione di alimenti, farmaci, fitofarmaci, il Veneto svetta dopo aver guadagnato in 3 anni 18 punti nel monitoraggio ufficiale sui livelli essenziali di prestazione, di assistenza, scusate.
che l'hanno portato a raggiungere 98 punti, cioè praticamente il massimo, gli stessi riconosciuti anche alla provincia di Trento. Però il Veneto ci è riuscito con una spesa di 104 euro all'anno per cittadino, superiore a quella trentina, ma inferiore a quella della Campania, che con 119 euro pro capite raggiunge a stento la sufficienza, di Bolzano, che con 117 euro pro capite alla sufficienza nemmeno ci arriva, e della Sicilia che sprofonda a 49 punti. Questi numeri sono abbastanza, come dire, tristi, c'è poco da dire, che però sono numeri che ci fanno capire come, proprio come dicevamo all'inizio puntata, questo frastagliato sistema istituzionale dove non si sa chi fa cosa, arrivano soldi, però nessuno ben controlla, un po' di qua, un po' di là, un po' di più poteri a uno, un po' meno all'altro. Cioè, alla fine cosa porta? Porta a mancanza di chiarezza, disomogeneità a livello territoriale, e alla fine porta a servizi sempre peggiori in alcuni casi per quanto riguarda i cittadini, in presenza magari di più soldi a disposizione. Se questo non serve a dire che serve l'autonomia, non so cosa possa servire. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Da Giuliano Zorin, come sempre, viva l'autonomia, buon Radio Libertà, a presto, ciao. Avete ascoltato Regioniamoci Sopra.